Un lungo incontro si è svolto tra l'amministrazione comunale di Sciacca, rappresentata dal sindaco Valente, gli assessori Giuseppe Neri alle infrastrutture e Gioacchino Settecasi all'urbanistica, il presidente dell'Ordine degli Architetti Alfonso Cimino e quello degli ingegneri Alberto Aveni e i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Architetti. Tanti temi posti sul tavolo, a partire appunto dalla necessità di un confronto serrato e proficuo nel rispetto delle reciproche posizioni tra gli ordini e a più ampio raggio l'intera rete delle professioni e l'amministrazione sul governo del territorio. Abbiamo discusso di tutte le problematiche che riguardano la comunità saccense, una fra tutte sicuramente il piano regolatore generale e sicuramente l'istituzione del SUE, del SUAP, ma anche l'organizzazione dell'ufficio tecnico comunale. Da questo graditissimo e proficuo incontro sono venute fuori 3 proposte: una formazione ad ampio respiro che possiamo noi fare all'interno del comune di Sciacca, una formazione che riguarda non solo i nostri professionisti ma anche i tecnici del comune di Sciacca sulle varie tematiche, tra cui la legge 16 o il settore dei lavori pubblici, dove noi abbiamo offerto proprio oggi una guida sui bandi per i servizi di architettura e ingegneria. Un altro obiettivo è quello di istituire una commissione permanente fra rete delle professioni tecniche e i dirigenti dell'ufficio tecnico comunale per risolvere immediatamente tutte quelle problematiche, le istanze che vengono dalla società civile e dai nostri professionisti. E l'ultima cosa, ma sicuramente altrettanto interessante, è quella di creare un laboratorio di idee, immediatamente creare un workshop per immaginare la città del futuro che vogliamo su Sciacca, con la riqualificazione del centro storico, una città ecosostenibile, con le smart city. Mettere assieme le esigenze con la carenza di risorse finanziarie, risorse anche umane, non è una cosa semplice, però anche lì è una questione in parte di buona volontà, nel senso che la mancanza delle risorse per certi versi è insuperabile sotto alcuni profili. Si sta provando a dare un impulso e quindi attivare il fondo di rotazione, e quindi provare ad informatizzare, a far partire il SUAP, il SUE, quindi in maniera anche da creare una collaborazione più efficace tra professionisti e uffici comunali. D'altro canto però non ci si può fermare di fronte alla carenza delle risorse, cioè non può diventare uno schermo: siccome non ci sono risorse non possiamo andare avanti, diventa un modo quasi svilente di procedere, soprattutto per chi amministra, e perciò insieme si devono affrontare i problemi in maniera graduale, perché non si può risolvere tutto dall'oggi al domani, però insieme io credo che si possa fare tanto. Oggi si ha questo incontro con il nostro ordine degli ingegneri, quello degli architetti, e comunque va esteso con tutta la rete delle professioni. Quando dico rete delle professioni intendo anche gli altri ordini, cioè i geometri, i geologi, gli agronomi, eccetera, che sono interessati per lo sviluppo del territorio. Il sviluppo del territorio che è legato non solo alle problematiche locali, ma anche ambientali e delle infrastrutture.